Si stima che un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni di età presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. Si tratta di una patologia che non riguarda solo chi ne soffre, ma anche l'ambito familiare. La Regione Veneto, come ha affermato l'assessore Lanzarin, porterà a compimento un percorso innovativo per la presa in carico della persona autistica, valutando anche un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, nella società, all'interno della famiglia e nella carriera scolastica. Sono state messe a disposizione risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e alla Regione Veneto sono stati stanziati 8.230.000 euro al fine di realizzare progetti aggiuntivi dedicati alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale. Gli interventi sono già calendarizzati e sono già stati individuati i team per la presa in carico, al fine di costruire un percorso di inserimento a lungo termine per tutto il corso della vita. Lo scopo sarà mettere in campo interventi per la socializzazione, per sostenere l'attività scolastica, per la socializzazione in ambiente esterno, per attività musicali, gruppi di cammino, attività sportive, progetti per favorire l'inclusione, progetti sperimentali di residenzialità e per l'abitare. Si tratta di una serie di progetti aggiuntivi rispetto alle attività regionali. Da qui anche i grandi progetti, insomma, che oggi ne è testimone del più